Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno a te la linea, Luigi. Grazie Sveva e grazie a Radio Libertà. Noi siamo lo sportello al servizio del cittadino, ufficio rapporti sociali. Noi siamo presenti a Lone, in via Volvera 3, dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Se volete interpellarci, chiamarci, avvisarci o informarvi, chiamate il 328 07 15 232 oppure inviare la mail uffrapportisociali@libero.it. In questo sportello del cittadino noi trattiamo argomenti per quanto riguardano a titolo gratuito le informazioni sul patronato per le pensioni, la reversibilità, riconteggi, il sociale per l'emergenza abitativa, bonus vari eccetera, legale, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, oppure problemi condominiali per quanto riguardano le vertenze, le misure, le registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari eccetera, e siamo in grado di trattare come CAF e come patronato tutte le problematiche che ognuno di voi può avere. Vi telefonate quindi al 328 07 15 232 e troverete personale altamente qualificato a titolo gratuito, offrono la loro collaborazione alla nostra associazione, appunto Ufficio Rapporti Sociali. Trattiamo argomenti di tutti i generi, quindi per le macchine, per il lavoro, per la salute, per l'ambiente, per la sanità, per qualunque tipo di discorso. Noi vi metteremo a contatto con i responsabili e troverete la risposta giusta e la soluzione giusta. Quindi adesso noi inizieremo, come vi ho detto, la trasmissione. Se volete chiamare trovate la possibilità di avere il numero libero, chiamate la signora Sveva, che è la nostra che tratta tutto, 02 9294 7222 se dovesse trovare libero, oppure inviare delle richieste al codice che hanno loro, che è il 340 67 09 659 per mandare dei messaggi per potervi collegare con noi. Quindi la Radio Libertà vi darà poi anche le indicazioni per potervi mettere in contatto appunto con il nostro sportello del servizio del cittadino. Se adesso il primo che abbiamo con noi è lo specialista, soprattutto responsabile di Automoto Club Canavese, Ubaldo De Maria, perché abbiamo un grande avvenimento proprio domani che sulla Cesana Sester, chi meglio di lui può spiegarcelo, e così ci darà anche forse due parole nei suoi 5 minuti per quanto riguarda il Salone dell'Automoto a Torino, che sarà attesi circa 500.000 visitatori, e lui, essendo un esperto, ci dirà anche qualcosa. Se c'è già De Maria, Ubaldo, sei in linea? Sono in linea, buongiorno a tutti. Allora scusami Ubaldo, ma ti rompo le palle, così ci spieghi l'avvenimento di domani, l'importanza legale eccetera, e qualche parola su quello che ti ho detto, perché l'ho appena stampato. Dice che al Salone Auto di Torino, Ubaldo, sono attesi 500.000 visitatori. Tu che ne dici, visto che la tradizione è nel centro della città? Vai Ubaldo, 5 minuti. Io mi auguro veramente che le previsioni siano mantenute, anzi siano confermate, perché effettivamente l'ultima volta che è stato fatto all'aperto in città è stata secondo me è stata una bellissima manifestazione. E la gente era presente, addirittura a volte c'era da farsi largo per riuscire a vedere qualcosa. Quindi mi auguro veramente che le previsioni vengano mantenute, e soprattutto magari che lo facciamo tutti gli anni, non solo una volta ogni 2 o 3 anni come si sta verificando.
Oggi devo dirvi una cosa importante. Allora, oggi si sta svolgendo la 43esima Cesana Test, gara internazionale di velocità in salita per auto storiche, e quindi io sono onorato perché assieme alla gara vera e propria, tutti gli anni, da un po' di tempo a questa parte, da un po' di anni, viene concesso a chi non ha la macchina da gara di fare praticamente la salita, 2 salite davanti alla gara vera e propria, alle macchine di gara vere e proprie, chiamata Experience. E io, grazie al fatto che ho una bella delta, oggi sono su e ho appena finito di fare la prima salita, che è sempre molto molto bella. 10 chilometri e rotti di curve tornanti, e da Cesana si arriva nel piazzale del Center, che devo dire la verità, c'è molta gente ed è molto bello. Ma per esempio, per quanto riguarda altre gare non ce n'ho, no? Poi dopo, prima del salone, no? Sì, ce ne sono altre, adesso poi magari mi preparo bene un bel calendario e se la prossimo contatto vi racconterò un po' di cose. Diciamo che questa è un po' una manifestazione principe per quanto riguarda la nostra regione, in quanto, come ribadisco, è la 43esima edizione ed è una cosa veramente internazionale. Ci sono oltre 100 partecipanti, quindi non male. Tutti gli anni è una festa oltre che una gara, e questo è finalmente bene. Dovessero collegarsi con te per avere informazioni, Ubaldo, per quanto riguarda le automotoclub dei canavesi responsabili, gli dai un numero tuo o basta che chiamano noi? Cosa devono fare? Certo, puoi lasciare il mio numero. Tra l'altro il 17 di agosto a San Francesco al Campo organizzo io il secondo raduno del C'era una volta, quindi già lo anticipo, chi vuole venire è molto molto ben accetto. L'anno scorso l'abbiamo fatto così, ci abbiamo provato e senza pubblicizzarlo più di tanto è stato un successone, perché abbiamo avuto qualcosa come 99 presenze. Quindi adesso facciamo la seconda edizione del C'era una volta, speriamo in bene. Il 17 agosto chi non va in vacanza, se vuole venire, se è munito di una macchina, di una moto d'epoca o di un trattore addirittura, può venirci a trovare a San Francesco al Campo. Questo è già un anticipo. Grazie per avermi permesso di parlarne. Ma no, tu devi parlare perché fai parte della famiglia, non dire così. Tu sei meglio di me 1000 volte, quindi è giusto, poi sei tu l'esperto. Io non posso parlare di quelle cose, a 90 anni non vado in giro a fare quello. Prendo atto, e persone come te sono importantissime, mi sono permesso e mi permetterò sempre di romperti le palle finché sarò vivo. Adesso ti ringrazio di aver partecipato, un grosso bacione e ci sentiamo, perché la trasmissione sì è un'oretta, però avendo parecchie persone, lo sai già, no? Come Ubaldo, che è meglio spiegare a tutti, perché gli ascoltatori sono tanti che ascoltano e poi si fanno delle domande e non tutti riescono a rispondergli. Quindi grazie Ubaldo, un bacione forte e saluta anche tu la nostra Sveva, perché è meravigliosa. Va. Di nuovo, ciao, grazie. Ok, allora vediamo se per caso la nostra Sveva si è già per caso trovato il collegamento che dovrebbe esserci ormai con noi, Claudio Lipodio, che con l'ingegnere Diego Cugna, uno parla, l'altro lo ascolta e poi si contestano. Io non so se è già in linea. Claudio, sei in linea, Luigi, oppure posso passare direttamente all'ingegnere? Luigi, purtroppo no, perché abbiamo soltanto 2 linee, quindi lo devo chiamare adesso. Claudio, vedo se c'è. Ma risponde? Ancora no. Allora chiama l'ingegnere, perché non c'è problema, perché il tempo vola, avendo parecchi argomenti da trattare. Io non so, io li posso gestire, ma non posso dichiararne le soluzioni, solo per quello che lo faccio. Grazie. Allora, il primo che ti risponde ce lo colleghi. Come dicevo, noi ora tratteremo anche gli avvenimenti per quanto riguarda l'elettrica, che arriva dalla Cina, che costa meno le auto.
cioè arrivano dalla Cina addirittura, che il concetto base di diffusione era ben chiaro, oltre 100 anni fa. Per Henry Ford il vero progresso era la tecnologia disponibile a tutti. Quindi non a caso la stella LI, vicepresidente esecutiva di BID, inquadra il nuovo modello come l'elettrica intelligente per tutti, cioè qui vale a dire che stanno prendendo piede, quindi ridurre di un decimo la temperatura del pianeta, lunga 399 centimetri, larga 1,72 e alta 1,59, la Dolphin Surf ha abilità da multispazio con molte Luigi, dotazioni abbiamo e Claudio. sistemi di sicurezza. Penso che queste Diego lo sa spiegare bene, perché lui forse ce n'è anche una, perché è prodotto in Ungheria, è l'elettrica più accessibile con prezzi DB. Abbiamo Claudio qui in linea. Ah, è già in linea? Bene, allora ciao Claudio, benvenuto. Sì, ciao, buongiorno. Sai che noi abbiamo sempre parecchia gente, no? I tuoi esperti che li conosci, no? L'ingegnere, l'architetto, anche conoscevi anche Ubaldo, no? Dell'automotive Sì. Canavese. Senti un po', Claudio, che risposta dai, visto che il 12 luglio è fra qualche giorno, cosa dici lì che il via libera delle multe tramite le telecamere ai varchi? Cosa dici ai nostri amici lombardi, eccetera? Visto che tu sei un grande esperto lì, e chi meglio di te può dargli risposte e ragioni? Cosa dici, Claudio? Ma allora, il fatto che si usi l'elettronica per migliorare le cose può essere un bene, perché in altre nazioni viene usato bene questo sistema. In Italia è utilizzato soltanto per fare sanzioni e trappole, quindi diciamo una cosa buona non è utilizzata bene, come quando si fanno le armi per difesa, no? Anche l'arma è un buon sistema di difesa, dipende come viene poi utilizzato e a chi va in mano. In Italia purtroppo vengono utilizzati questi sistemi soltanto per fare sanzioni, non per fare un controllo o per fare altro. Tempo fa si parlava anche del discorso che in Italia stanno sperimentando il controllo delle targhe per verificare la revisione, l'assicurazione, tutto. In mezza Europa questa cosa è già attiva, soprattutto in paesi che vengono visti come più poveri o più arretrati. Hanno già queste tecnologie attive, ma vengono utilizzate per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza dei veicoli, per fare in modo che i veicoli siano tutti sicuri. Certo, in Italia questo sistema viene progettato e utilizzato soltanto per alimentare le casse dei comuni. Questa è l'errore di fondo che c'è purtroppo. Sì, però ti dice anche, Claudio, perché chi meglio di te può dare la risposta, qui dice che la ZTL quadrilatero sarà attiva, Claudio, 24 ore su 24 degli isolati definiti dalle vie Mazzoni, Senato, San Damiano, Corso Monforte, via Cino del Duca, dall'area pedonale di Corso Vittorio Emanuele, perché il divieto di accesso sarà in vigore per tutti i mezzi con l'esclusione, dice, previa registrazione di residenti e domiciliati muniti però di autorizzazione e dei proprietari di box o posti auto della ZTL, cioè di coloro che sono diretti alle autorimesse presenti nella ZTL dei mezzi di servizio per imprese che si occupano di manutenzione, ad esempio impianti idrici e gas, di artigiani e impiantisti che prestano occasionalmente servizio, cui sono concessi 50 ingressi all'anno, e dei mezzi di enti che offrono prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza sociosanitaria. Che ne dici di questa roba, Claudio? Spiegala bene, tu sei pratico, sei È una follia, lo hai già letto tu, è una follia. Hanno fatto i 50 ingressi, io vi dico, quando hanno fatto anni fa l'agevolazione per cambiare i mezzi, parlo degli artigiani in questo caso, quindi idraulici, elettricisti, frigoristi, meccanici che vanno a fare servizio nelle abitazioni o anche nei negozi, o chi doveva fare carico e scarico merci con furgoncini, quindi alimentare i ristoranti o i negozi che vendono.
nel centro di Milano, e questo tipo di incentivo favoriva chi comprava i furgoncini a metano. Mio fratello ci cascò in pieno, anche lui da frigorista prese il furgone a metano, dopo 90 giorni, perché tutte le multe prese nei 90 giorni, e questo è un altro segnale che questi sistemi vengono usati solo per far sanzioni, per alimentare le casse, perché se io prendo una sanzione e mi arriva il giorno dopo o la settimana dopo, sto attento. Se tutte le sanzioni dei 90 giorni mi arrivano all'87° giorno, stranamente, ti ritrovi con 800, 900, 2000 euro di multe da pagare, e scopri che sì, tu potevi entrare col furgone a metano, ma soltanto poi agli orari che dicevano loro, scritti in un cartello che è largo 60 centimetri, alto 3 metri, con tutti gli articoli di riferimento all'ingresso della ZTL. Quindi o ti fai assistere da un legale per capire quando puoi entrare, come puoi entrare. Adesso fanno i 50 ingressi e utilizzano il sistema, quello regionale, che conta le volte che tu entri. All'inizio non funzionava nemmeno quello, non erano sincronizzati, dicevano, e c'era gente che superava questi ingressi o superava gli orari o sbagliava gli orari, e quindi alla fine vieni multato comunque. Io lo dico da anni, moriremo di burocrazia oppure gliela tireremo in faccia, perché in questo caso bisognerebbe non ribellarsi di più, però purtroppo anche in questo caso Milano con Sala, ma altri comuni con altre persone malate e disturbate, perché le persone che fanno queste cose contro le auto e contro il commercio, contro la libera impresa e contro gli artigiani, sono persone nascondendosi dietro l'inquinamento, no? Il green che ci impone l'Europa. L'Europa, anche lì ci sono un'altra sezione di malati, di persone, quando hanno chiuso i manicomi hanno fatto un gran danno all'Europa, e queste persone purtroppo oggi, molte di queste ci governano e fanno leggi, fanno norme, e questo è un grande problema assolutamente. Sì, però intanto queste cose qui partono tra qualche giorno, quindi la gente come fa? Devono avere la dichiarazione in tasca, presentarla, che c'è? La polizia, carabinieri, chi c'è lì che fa il controllo secondo te? Oppure sono fotografate e poi quando devi decidere se hai torto o ragione prima devi pagare e poi discutere? Prima pagare vuol dire ammettere il torto, quindi il prima pagare, anche se dicono che prima paghi poi fai ricorso, io non pago, io faccio ricorso. Mi auguro che con l'entrata in vigore di questa porcheria arrivino ma qualche decina di migliaia di ricorsi al prefetto e al giudice di pace, e mi auguro che l'intasamento di questi uffici porti a una catena di persone incazzate, scusate il termine, che farà cambiare le cose. Se no bisogna attendere che questi signori vadano a casa, che i milanesi una volta tanto nella vita facciano le scelte giuste e che i nuovi possano rimettere un po' a posto questa città che oggi è devastata da dei malati, da delle persone disturbate che odiano le auto, odiano il commercio, odiano la libera impresa, vogliono fare di Milano un'area pedonale quasi totale, che non ha nessun senso. L'esempio che io portavo era quando hanno montato le colonnine in Via Novara a Milano, come in altre zone, a marciapiede per rubare parcheggi alle auto, quindi mettere i parcheggi per le auto elettriche. Dopo qualche mese hanno spostato in Via Novara, che era una strada a 2 corsie, una corsia l'hanno usata per fare i parcheggi, l'area tra la corsia di destra e una parte l'hanno usata per fare la via blu per i monopattini, e quindi ci siamo trovati che i parcheggi per le auto elettriche non si potevano più fare perché tra il parcheggio e la colonnina
c'era la pista per i monopattini, quindi hanno coperto queste economie dicendo che erano guaste. Non erano guaste, era guasto il personaggio che ha messo insieme due progetti che non potevano parlarsi. Quindi il guasta è la mente di questi funzionari che continuano a partorire idiozie, e purtroppo alcune poi vanno in vigore a breve, e su questo mi auguro che ci sia una rivolta, me lo auguro. Hai ragione, però come dicevi giustamente, parlando delle colonnine, noi chiediamo, perché Diego appunto poi lo chiediamo. Adesso volevo dirti, diamo lo spazio di quei 30 secondi di pubblicità, così nella seconda parte, caro Claudio, iniziamo anche con l'ingegner Diego Cudi, al quale, a parte che ci dirà cosa dice che dalla Cina l'elettrica costa meno delle auto, cioè stanno facendo le elettriche con i pesi eccetera, e poi chiederemo appunto, come dicevi tu, come sono fatti le colonnine lì dei pali, si chiama pali della luce per caricare le auto, cioè come dicevi tu, no? Chi meglio di lui ce le può spiegare? Che dici? Tanto adesso, a proposito Claudio, quello che stavi dicendo inizia da domani o da dopodomani il massimo, ricordatelo, per quello che ti ho detto che sei la persona giusta per parlare, parlo lì in Lombardia, perché noi qua già siamo ancora peggio. Diamo lo spazio adesso lì a Sveva 10 secondi, quello che c'è bisogno, così prepariamo anche il contatto con Cudia. Cosa dici Claudio? Va bene. Quindi diamo pure la linea accesa. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Luigi, e c'è già Cudi in linea. Allora, adesso appunto ci sarà il problema della discussione per quanto riguarda le auto elettriche. Allora, qui dice esattamente, chi meglio di ingegnere Diego Cudia può dare spiegazioni, perché qui dice che l'elettrica è intelligente per tutti, perché dice che il concetto base della diffusione dell'automobile era ben chiaro già dal suo artefice oltre 100 anni fa, perché Henry Ford, il vero progresso era la tecnologia disponibile a tutti, quindi non a caso Stella Lee, che è una vicepresidente esecutiva del BID, inquadra il nuovo modello come, dicevo prima, l'elettrica intelligente per tutti, piccolo passo per un impegno globale, quindi ridurre di 1/10 la temperatura del pianeta. Poi dice lunga 399 centimetri, larga 172, alta 159. La Dolphin Surf ha abilità da multispazio con molte dotazioni e sistemi di sicurezza. Questa macchina pare, questo prodotto, è prodotto in Ungheria, è l'elettrica più accessibile con prezzo inferiore anche ai modelli a benzina. Quindi Diego, siccome il tempo vola,
se sei in linea, una tua, tanto ti ringrazio di aver accettato l'invito, lo sai che abbiamo bisogno di te, di spiegarmi un po' cosa vuol dire questo e poi semmai vado avanti a dirti anche che dice che oltre alla capacità di carico, da 308 a 1037 litri, con 20 vani per lo stivaggio intelligente, non so cosa vuol dire, spiegali tu, approccio high tech ed elevata sicurezza, quindi sono solide batterie Blade, non so se sono quelle varie, anteriori, laterali e tendine ad arti integrati nei sedili. Quindi Diego, sei in linea? Sì Luigi, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà. Eccomi. E a Claudio che ti sta ascoltando, perché poi ragionate sullo stesso tipo. Quindi che ne dici di quello che mi sono permesso di leggere e di chiedere a Claudio? Perché poi lui parlava appunto dei problemi dei pali della luce, eccetera. Ecco, poi tu dovrai spiegare come sono fatti e come facciano a caricare le auto elettriche. Vai Diego, vai. Sì, purtroppo mi sono perso il vostro primo intervento per motivi tecnici, non ho sentito cosa è stato detto prima. Mi aggancio a quello che hai appena detto di questo modello di automobile. Ecco, diciamo subito che con l'avvento, quello che hai detto prima, allora l'automobile ha rivoluzionato la vita di tutto il mondo da 150 anni a questa parte, insomma, ecco. E forse qualcuno dice dopo il libro è l'invenzione che ha proprio rivoluzionato la storia mondiale dell'uomo. Ecco perché attorno all'automobile ci sono sempre state, ci sono attualmente e ci saranno interessi proprio mondiali e miliardari. Ovviamente oggi ci troviamo a vivere diciamo, chiamiamolo un secondo rinascimento, perché insomma la propulsione ibrida ed elettrica promette quello che praticamente doveva fare chi va al MAUTO di Torino, cioè al Museo dell'Auto di Torino, vede i primi prototipi di quelle che erano le auto elettriche, perché ricordiamo a tutti radioascoltatori che l'automobile come veicolo di trasporto nasce elettrica, poi invece è stata trasformata in veicolo che brucia carburanti, ecco, quindi, però nasce elettrica. Questo modello qui, allora, le batterie Blade sono sostanzialmente batterie piatte, questo perché allora tutti noi siamo abituati a vedere, apriamo il cofano della macchina e vediamo una batteria che è sostanzialmente un parallelepipedo, è messo lì sulla parte destra o sinistra del vano e quello è il nostro, come dire, la riserva di carica. Ecco. Con le automobili elettriche praticamente e anche ibride, perché cominciamo a lavorare anche sulle auto ibride, noi progettisti, con le automobili di questo tipo le batterie fanno parte, proprio come ho già detto anche altre volte, fanno parte proprio del telaio, cioè diventano parte portante dell'autoveicolo, dell'automezzo. Quindi non sono più un oggetto messo lì, ecco, come tanti altri nel vano motore così, ma sono proprio o il telaio o le fiancate o altre parti diciamo, importanti della struttura della scocca del veicolo. Questo chiaramente, poi ti lascio la parola perché forse se no vado avanti a fare concetti tecnologici. Questo ovviamente ha aperto tante possibilità ma anche tante polemiche. Ma così se ci tocca nel veicolo questo esplode, se il telaio si rompe, poi ci sono riversamenti di liquidi, insomma diventa pericoloso, eccetera, eccetera. Ma queste sono cose che si stanno piano piano superando. Stanno facendo anche altre cose, Diego, a parte che purtroppo non possiamo essere collegati tutti direttamente perché è ristretta, c'è una linea unica. Volevo dirti che dice che c'è un bonus per le colonnine elettriche e poi lo dice però non nel 2035, qui dice che sarà possibile prenotare il bonus per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica presso la propria abitazione, cioè il Ministero delle Imprese del Made in Italy
attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito, informa che a partire dalle ore 12 dell'8 luglio, ecco perché ringraziamo questa radio, Diego, perché parliamo di cose che succedono il giorno dopo. Quindi sarà possibile richiedere il bonus colonnine domestiche tramite la piattaforma informatica dedicata, cioè ma quant'è questo bonus? Quanto possono costare? Ne sai qualcosa? Ti hanno già detto qualcosa? Tu che giri non solo in Italia ma anche all'estero, cosa dicono all'estero? Come trattano le colonnine? Anche loro fanno così per i cittadini che la vogliono avere a casa? Com'è? No, forse l'avevo accennato la volta scorsa, ma comunque chiariamo bene questa cosa. I bonus per le colonnine elettriche potremmo dire che è un progetto made in Italy, cioè fatto solo in Italia esiste, nel senso che nelle altre nazioni, sì, ok, ci sono anche lì le agevolazioni statali per chi vuole mettersi la wall box, si chiama wall box, cioè la scatola da mettere nel garage, cioè praticamente è una sorta di scatola elettrica, ecco, si attacca, si collega alla corrente, detto proprio in parole povere, e questa ti dà la spina cioè il collegamento che tu puoi inserire nella tua automobile, e quindi tu metti l'auto in garage o sotto la tettoia, in famiglia ormai ce l'abbiamo, così nella tua tettoia, e agganci e tieni in carica le tue auto ibride oppure ed elettriche per tutta la notte oppure per un'ora, 2, 3 così. Il bonus ministeriale è praticamente un incentivo, ecco, però come tutti i bonus la gente è costretta a correre, cioè andare subito se riesce a farlo personalmente in autonomia, tanto hai guadagnato, se no deve andare in una concessionaria collegata col ministero, e non tutte le concessionarie lo sono, più che col ministero, collegata con la regione dove lavora, perché non tutte le regioni italiane hanno questa disponibilità, perché ricevo telefonate da commercianti magari della regione Campania, oppure mi dicono: ingegnere, ma dovremmo così, non riusciamo a collegarci perché è troppo carica la linea. Purtroppo sono quelle cose alla italiana che si fanno, ma mancano poi tutta l'agevolazione. Tutti corrono a favore di questo bonus. Il bonus può variare dai 500 euro fino a 1.500, dipende dalla forza, dalla capacità di questa wall box. Se abbiamo una macchinina piccola, così basta una wall box piccola o media, insomma una wall box che al prezzo, diciamo, del supermercato, al prezzo sì, perché ci sono dei supermercati che dei grossisti che cominciano a vendere le wall box per i garage, ecco, e i prezzi vanno dai 1.500 ai 2.000, ecco, ma si trovano anche a meno. Però, ecco, io sono disturbato, Diego, proprio perché vengono a chiedere a me queste cose. Io come faccio a spiegargliele che tu hai l'esperienza, perché le tocchi con mano e sai cosa fate, le cifre eccetera. Quindi io te lo dico, per voi quando vengono in ufficio, e capiterai anche tu, te ne accorgi di quello che dobbiamo dire, cioè noi siamo abituati a dire le cose come stanno, io le leggo, quindi nessuno le può contestare perché sono scritte nero su bianco, però spiegare se le condizioni come devono essere quando ti fai l'attacco. Chiudiamo perché manca poco e c'è un altro intervento ancora col tuo caro architetto Arturo Caligaro, perché qui politicamente sta capitando della roba per quanto riguarda il codice della strada che andiamo a ridere. Comunque Diego, ancora un minuto, vai, poi ci saluti. Sì. Approfitto per dire, come ho già detto altre volte, allora anche quelli che mandano l'email a me e io poi le giro a te, o comunque diciamo ai radioascoltatori che quando ti mandano le email comunque di verificare prima la loro situazione. Ecco perché ci vuole prima un personaggio, e lo saluto adesso, così come Arturo Caligaro, perché non tutte le abitazioni sono abilitate, anche se sono private, sono abilitate per avere
questa colonnina di ricarica. Bisogna fare magari dei piccoli adeguamenti, verificare l'impianto, quindi prima di dire mi compro oppure mi hanno regalato la wallbox però non riesco ad agganciarla perché il mio sistema non è a norma, ecco, consultiamo prima l'architetto comunque che ti dice se casa tua o il condominio è in grado di ospitare, cosa devi fare in assemblea, eccetera. Quindi prima rivolgiamoci a lui e poi comunque arrivo io e poi comunque è in grado anche di dirti sì, la puoi montare, come, dove e quando. Ecco. Quindi prima chiediamo a un personaggio esperto come Arturo Calligaro attraverso l'email, così se siamo in grado di metterlo, ecco, perché c'è il rischio che questa corsa all'elettrico così crei un pochino di così, confusione. Ecco. Detto questo, poi le cose si risolvono e non è che è impossibile. Io spero di aver esaurito questi pochi secondi, ti ringrazio per questa specificazione. Ci sentiamo ancora, io sono chiaramente... Ti richiamo a voi tranquillo, intanto per noi l'estate le ferie non esistono perché questa radio guarda, anche sotto il sole o comunque in montagna, comunque il collegamento lo faremo sempre. Un grosso abbraccio Luigi, ti ringrazio, stammi bene, un saluto carissimo ai radioascoltatori e a chi ha ascoltato, insomma così, e lascio la linea al collega Arturo Calligaro. A presto. Saluto a tutti. Grazie Sveva, a te. Allora se riesci a collegare Arturo, perché abbiamo due problemi importanti da trattare per quanto riguarda le 23 nuove telecamere di sorveglianza a Torino, così ci dà le spiegazioni specifiche politiche, e poi per quanto riguarda altri 3 autovelox in arrivo da domani, cioè notizie velocissime che però portano anche a ringraziare questa radio che consente a noi di dare spiegazioni per quanto riguarda il codice della strada e tutto quello che riguarda la circolazione. Noi diamo dei giudizi, qualcuno ci ascolta e poi prendono provvedimenti. Quindi se Arturo è in linea, se ci sei Arturo, posso parlare diversamente. Arturo? Allora, diciamo subito che provvedimenti presi da chi ci ascolta riguardano per esempio lo stop che era stato ideato per le Euro 5, ora non solo è rinviato ma è stato anche cancellato fino a ottobre del 2026, dove per esempio il centrodestra sposta all'ottobre 2026 il divieto di circolazione, diminuisce il numero delle città interessate, ma c'è? Eccolo qua. Sì? Allora, Arturo? Sì, pronto, ci sono, buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi, un ringraziamento alla regia. 10 minuti su tutti per te perché voglio la risposta politica oltre che quella tecnica, perché sai che noi qui parlavamo sempre per quanto riguardava lo stop all'Euro 5, le telecamere di sorveglianza, oppure l'altro lì che dice gli autovelox eccetera. Chi meglio di te può dare spiegazioni? Qui risulta, Arturo, che per quanto riguarda l'Euro 5 è stata cancellata e spostata a ottobre del 2026. Prima notizia importante di ieri sera. Voglio una tua spiegazione politica, ringraziando chi è che la fa. E poi, un attimino, appena finisci questa battuta, ti leggo quali sono le 23 telecamere, così tu dai il giudizio zona per zona e come ci si comporta. E poi quello che ti ho detto ieri, grazie a te che sei venuto a darmi una mano, per questi 3 autovelox che sono in arrivo e da dove saranno installati. A te, vai Arturo, vai. Sì, ma l'ha detto chiaramente Claudio, solo che lui attribuisce a un disturbo mentale di chi applica questi meccanismi, lui li definiva un disturbo mentale. Invece io penso che questo sia un progetto ideologico
proprio di coloro che vogliono la decrescita felice. Non so se vi ricordate questo termine. Quindi vogliono fare, la loro teoria è teorizzare un mondo e un pianeta senza uomo, senza le attività umane. Anche perché molti di questi provengono da una cultura che definiva tutto quello che può contrastare la società capitalista un elemento di riflessione e di stravolgimento sociale, no? Per cui il loro obiettivo è quello di creare tensioni sociali in modo da poterle governare. Quindi fossero disturbati sarebbe meno problematico, ma questi sono lucidi e hanno una visione ben decisa, e sono quelli che controllano l'Europa e che vogliono imporre ai cittadini tutto quello che descriveva esattamente Claudio nel suo intervento. Per cui la paura è che non sia frutto di una malattia, ma di un'ideologia pericolosa quasi come quella del comunismo, no? E quindi si sovrappongono le due ideologie. Non vogliono che l'individuo sia libero, vogliono condizionare l'individuo in tutti i modi nelle sue scelte, e altrimenti se non fai come vogliono loro sei fuori dalla società. Quindi questo è il mio pensiero. Luigi, adesso vai sugli autovelox, entriamo più terra a terra nei problemi. Voglio anche il tuo pensiero politico, perché qui, Arturo, queste nuove 23 telecamere, Arturo, costano 250.000 euro, per il quale verrà richiesto un finanziamento da parte del Ministero. Quindi, voglio dire, dove verranno installate? Allora, i punti critici fanno sapere le istituzioni, sono stati segnalati anche dai residenti attraverso denunce ed esposti. Quindi vuol dire che la gente si sta muovendo, ma chi collabora con loro? Chi gli dà una mano? Perché dice che le 23 telecamere saranno collocate nelle aree di Barriera di Milano, nel quartiere San Salvario, via Bertolè, via Saluzzo, via Sant'Anselmo, via Goito, via Gagliari, dove abito io in poche parole, Arturo. Poi nelle vicinanze del ponte della Gran Madre, tra via Monferrato e Corso Casale, e nei quartieri di Nizza, Millefonti e Lingotto, con particolare attenzione a Piazza Begasi, Giardini Maiocco e Corso Manoncelli. Qui c'entri anche tu, perché Piazza Begasi fa anche capolinea con dove ci sei tu, quasi a Moncalieri. Non dico una cazzata, no? Questa. E poi ti farò l'ultima domandina, perché il tempo vola, per quanto riguarda questi 3 autovelox in arrivo. Dimmi un po', ma cosa dobbiamo fare a Torino, Arturo, politicamente parlando? A chi ci dobbiamo rivolgere per risolvere i problemi? Vai. Purtroppo non possiamo rivolgersi a nessuno, perché l'errore è stato commesso quando si è votato per le elezioni comunali di Torino e la gente ha scelto un'amministrazione con questa ideologia, con l'ideologia del grande fratello, cioè non presenziare il territorio con le forze dell'ordine, con l'esercito, perché guai a parlare di militarizzazione, ma inondando il territorio con telecamere, quindi mettendo questo grande fratello che persegue chi commette reati e quello va bene, ma non prevenendo i reati, ma cercando solo di sanzionare chi li effettua. La filosofia è questa, cioè io non prevedo e non metto in atto meccanismi per evitare che si commettano infrazioni e reati, ma vado solo per sanzionarli, per 2 motivi. 1, faccio cassa. 2, non sto a perdere tempo a discutere e a sentire le motivazioni dei cittadini. La telecamera eleva una sanzione molto fredda, nessuno contesta. Una volta, quando gli agenti della stradale o dei carabinieri o della polizia municipale ti fermavano e ti elevavano una contravvenzione, c'era uno spazio delle tue dichiarazioni e motivazioni che doveva essere verbalizzato dalla gente, quindi tu potevi spiegare
come mai hai commesso quell'infrazione. Adesso no, ti arriva la sanzione a casa, poi tu fai il ricorso e buonanotte, non c'è più perdita di tempo. Senza ricordare che il sanzionamento ex post, cioè non la prevenzione, ma il sanzionamento, quindi fatto con telecamere, colpisce chi? Colpisce gli italiani, colpisce tutti coloro che hanno un reddito, che hanno un'abitazione e tutto il resto dell'umanità che anche se sanzionata non paga nulla, non va in carcere, lo vediamo, no? Nei reati e cronaca recente di quell'extracomunitario che ha inveito contro gli italiani e che ha minacciato la figlia del Presidente del Consiglio, ha arrestato il provvedimento di espulsione, ma un magistrato l'ha subito liberato, perché poverino, vuoi mica che non limitargli la sua libertà di espressione. Nel suo paese non esiste la libertà di espressione, perché avesse fatto specularmente nel suo paese quello che ha fatto in Italia, non so se sarebbe arrivato vivo al processo, no? Però in Italia purtroppo funziona così. Abbiamo una classe burocratica, abbiamo una magistratura che penalizza e colpisce gli italiani. Tu in Italia, in alcuni casi come a Torino, se sei italiano non hai alcun diritto. Tu a Torino devi essere un LGBT, un extracomunitario, un tossico, un ex carcerato, tutto quanto per avere qualche diritto. Se non rientri in una di quelle categorie, tu puoi essere colpito penalmente in tutto. Quindi le telecamere hanno una funzione repressiva solo nei confronti degli italiani, no? Ed è quello che in qualche modo dovrebbero capire i cittadini e dovrebbero capire tutti quanti quando in occasione del voto, quando si condividono queste ideologie del controllo della società tramite strumenti informatici anonimi, perché tu non parli con una persona, ma hai un sistema che ti controlla, e si enfatizza quello che che era già stato previsto da George Orwell, no? Quindi condizionare la società e controllarla tramite telecamere. E, con la scusa della sicurezza, ma come dico, non è una sicurezza, è solo andare a reprimere, è una repressione, non è una sicurezza, perché io se con una telecamera in piazza Bengasi vedo un furto, no, fatto da un tossico che ruba la borsetta a una donna, questo tossico magari conosco chi è, non gli faccio nulla e intervengo dopo, ma non c'è nessuno che in qualche modo retribuisce o indennizza chi ha subito il furto, come sarebbe se il furto non fosse avvenuto, perché se io ammazzo una persona, si scoprirà subito chi è stato, no, ad ammazzare la persona, però non riporta in vita la persona, mentre magari un controllo puntuale sul territorio di agenti di pubblica sicurezza evita i reati. E a mio giudizio è meglio evitare i reati che andare a reprimerli o a perseguirli dopo. E allora tutto questo contesto e tutte queste telecamere a me fanno paura perché sono governate da chi a monte ha un'ideologia pericolosa, no? Quindi bisogna combattere questa ideologia, perché non esiste una terza figura che possa giudicare in modo equo se il reato c'è, non c'è. C'era un vecchio adagio che diceva che le leggi si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici, e in questo caso lo vediamo di quell'extracomunitario che è stato, nonostante quello che ha commesso, è stato subito rimesso in libertà, lo dimostra, Luigi. Per cui è molto pericoloso questo. Io sono molto preoccupato di questo sistema, proprio perché non esiste una terzietà di un organo che possa controllare e giudicare indipendentemente dalle ideologie. Va bene, dai, siamo già in chiusura, però
praticamente il fatto che si è rinviato il coso dell'Euro 5 vuol dire che parlandone noi in radio qualcuno ci ha ascoltato, ha preso atto oppure no? Non credo che si siano svegliati. Luigi, Appunto, è quello che volevo Luigi, che tu dicessi a livello politico. Un minuto, dai, che siamo in chiusura. Luigi, speriamo che non sia solo rinviato al Luigi. 2026, ma sia rinviato per sempre. Cioè, Ecco, è che quello che ti volevo dire. in questo anno praticamente si trovi il modo di eliminare questa scemenza, questa imposizione che danneggia le fasce deboli, chi non ha i soldi per comprarsi la macchina nuova. Quindi speriamo che questo governo faccia pressioni anche a Bruxelles per eliminare questo vincolo che penalizza i cittadini. È una buona cosa rinviato di un anno, ma noi ci lavoreremo per rinviarlo per sempre. Appunto. Grazie, bello. Ti do un bacione e poi ci sentiamo prossimamente. Vai, siamo in chiusura. Un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia Sveva e un abbraccio a te Luigi e buona giornata a tutti quanti. Grazie, allora io volevo ancora scusarmi, ringraziare Claudio, il podio, però ha capito che quando c'è parecchia gente in trattativa diventa poco spazio per parlare, quindi prossimamente però Claudio faremo un discorso molto profondo tra te come Lombardia, Arturo come Piemonte e poi come politico, quindi tratteremo di argomenti importanti perché i cittadini che telefonano da Milano, da Torino, io non posso rispondere con tagli delle indicazioni se non conosco il problema meglio di voi, quindi io ringrazio ancora la nostra Sveva, la nostra Radio Libertà e vi ricordo che noi con il nostro ufficio siamo a None in via Volvera 3 il martedì, il mercoledì, il giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Noi abbiamo un motto che è importantissimo ed è diventato ormai per tutti, che è quello di meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Da Torino è tutto, un abbraccio a tutti, un forte abbraccio e ci sentiamo sabato prossimo. Noi non andiamo in ferie e siamo a disposizione. Un forte abbraccio a tutti e grazie a voi studio. Avete ascoltato